è accaduto di notte su. La gente del Po è gente strana. C'è qualcosa che unisce noi che lo abitiamo, da Torino alle Foci. È una malinconia, una lenta e pacifica rassegnazione, un po' blues, che è scandita da questo fiume che inconsapevolmente ci dà atmosfere, stati d'animo che in altre parti dell'Italia e del mondo non esistono. Per chi non lo vive è solamente un fiume. Per noi è qualcosa che ci entra nella pelle, qualcosa che vive con noi e senza che ce ne rendiamo conto ci dà energia, ci domina, ci fa paura, ma allo stesso tempo ci affascina quando si gonfia, ci fa tenerezza quando le secche lo dominano, ci sorprende quando vediamo pesche miracolose e ci spaventa quando le sue acque battono urlando sugli argini. Io ho provato tante volte a descriverlo e ogni volta mi sono fermato ai soliti luoghi comuni, la nebbia, le atmosfere di decadenza e di solitudine. Ma il Po è questo e molto altro. E per raccontarlo ho cercato l'aiuto delle persone che lo vivono. E allora riaffiorano le nostalgie di un tempo passato, per le acque cristalline e le pesche copiose, per i tuffi, i bagni nelle sue acque insolenti e pericolose, per i ricordi della guerra e delle alluvioni, per il far l'amore sugli argini e il trovarsi sulle piarde a parlare del futuro. E sempre si evidenzia il suo stato di sofferenza, l'inquinamento, il pesce che non c'è più e le sue acque che un tempo si bevevano e adesso sono veleno. E sempre di più cresce la convinzione che solo con un ambiente sano l'uomo può ancora avere un futuro, migliorare la qualità della propria vita e tornare a quella gioia di vivere che molti oggi hanno perduto. Se questo grande vecchio riuscirà a guarire, noi guariremo con lui, perché il Po è uno di noi e come noi è triste, indifeso, fragile, ma anche presuntuoso, prepotente e forte. Il mare, tu dici non ho niente, mi sembra niente il sole, la vita. Per me il Po rappresenta in tutti i sensi la vita del territorio e della gente che ci abita. E certamente con il Po la gente nel tempo ha svolto, grazie al Po, molteplici attività. Dalla pesca alla caccia, l'agricoltura, perché il Po serve certamente anche per irrigare. E quindi per noi il Po è, potrei dire, fra virgolette, fonte di vita. Vedi, alla mattina alle 5, mai su, e vado a Po, fino alle 9, alle 10. Dopo mangio un po', un sonetto, no, che bevo 3-4 spritz. E dopo alle 2, un po' fino alle 5, alle 6. Dopo la pesca a ciapo, mi regal via. 1020 anni che adesso non fa più come mestiere. Quindi il Po mantiene giovani. Ma per me, so che ne è morto tanti e mi sono ancora qui, con la vita che ho fatto, tutti i lavori pesanti. Io 7-8 volte al giorno, ma che avevi fame? E allora andavano a rubare i perchi, i brogni, i pumi. Arrivano a quest'epoca là, c'erano le cepe, un pesce che aveva sul mare, che aveva a mettere gli uovi in Po, e dopo va in mare. E voilà. Lei era... Dall'altra parte del Po ci sono i ferraresi. Che rapporto avevate con i ferraresi? là nell'Emilia. Ma voi andavate a rubare le donne di là? Noi no, ma i pumi sì. No. Le donne ferraresi sono migliori delle nostre o no? Sì. Sono migliori perché no, non lo posso dire. Aveva ancora meglio che questi italiani, questi chi vi sa. Avevano sempre il cuore aperto. Più generosi insomma. Più generoso, di solito.
pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Dicono che il Po dà una dimensione di forza, di paura e di solitudine. Quale di queste cose a te incide di più? Ma forse è un misto di queste cose. Io lo considero il fiume Po un mio amico, del quale però alcune volte è un po' stizzoso, è un po', può anche arrabbiarsi senza grossi motivi, quindi può fare un po' paura, però è sempre comunque un grande amico. Poi lo collego molto anche alla mitologia greca, al mito di Eridano. Lo sento comunque un amico di vecchia data, ecco, che non può tradire poi in maniera molto... non lo so, per me il fiume Po è proprio un qualcosa che entra, si respira, si vive. Non so se i ragazzi giovani riescono a sentirlo, forse sono presi da tante cose, o forse mi sbaglio, magari forse sono come eravamo noi. Il Po era tutto, era una cosa meravigliosa il Po. E ancora adesso? Ancora adesso, perché il Po è molto bello. E ti mette tristezza il fatto che si stia morendo, nel senso che dicono tutti c'è inquinamento ed effettivamente c'è. Beh sì c'è, però tanto meno di prima. Sì? Sì, da 10 anni fa insomma adesso, perché l'acqua è abbastanza bella, è buona. Solo che io lo so perché viene giù dal PES che non è mai venuto, era anni che mancava, come il Cavedano. I giovani non hanno quella passione che avevamo noi, perché io mi ricordo che avevo 12-13 anni, dalla mattina alla sera ero un po', si andava a fare il bagno, l'ho attraversato 8-10 volte nuotando, sì voglio dire, avevo la passione insomma del Po, ero sempre un Po. 40 kg fa. 40 kg. Non ho anche di più di 40 kg. C'è come nei vecchi che i vecchi ogni volta che parli del Po cominciano a dire e andavamo a nuotare e andavamo a trovare le donne e c'era anche da voi c'è sto legame o il Po? No, adesso non c'è più niente. No. No, a parte che non c'è più proprio, non c'è più niente giù proprio, c'è solo sabbia e alberi. A parte l'acqua che è indecente, un po' proprio non si riesce neanche più ad andare a vedere la spiaggia. Una volta c'era un po' di spiaggia, adesso non c'è proprio più niente. Perché i vecchi dicono era un alleato il Po, cioè andavamo là quando avevamo voglia di star bene. Per voi non c'è sto legame? No, una volta ci andavamo quando avevamo, insomma, 7-8 anni fa ci andavamo, c'era un po' di movimento, ma adesso proprio ci sono solo i pescatori che vanno a fare un giro, ma per andare là a fare un giro, per stare in compagnia, no, non si va più, non c'è neanche proprio il posto. Sì, non ci fa né caldo né freddo ormai, perché come neanche che si fosse. Allora l'altro è fatta l'altra vita Po. Sapete cos'era i maramogli? No. Non mi ha detto a lui. Era una specie di patata cagnuso per poi incrostata là. E faceva come patate americane. E faceva delle patate così. E dopo li mangiavano, li cucinavano, li pelavano bene e poi li mangiavano. Ogni tanto che era uno che scappava a popa, che la direi a tutti. A dire la verità, sì, E come tutti i giorni ci trovavamo seduti davanti alla chiesa di San Gaetano. Da qui, quando eravamo tutti lì uniti, andavamo giù al Po. Attraversavamo l'Argine e andavamo giù in Po, in spiaggia, c'era una bellissima spiaggia lì che andavamo lì. Quando eravamo lì, in un attimo ci spogliavamo dai pantaloni e dalla canottiera e andavamo a nuotare. Andavamo giù di fronte praticamente alla chiesa da San Gaetano e nuotavamo fino alla piazza d'Ariano. Qui ci fermavamo in mezzo al Po, perché in questo punto, proprio di fronte alla piazza, c'era, e penso che ci sarà ancora, un manufatto sotto l'acqua del Po a 1,20 m, 1,30 m sotto il pelo dell'acqua. E lì ci fermavamo per 10 minuti e dopo, ripreso fiato, continuavamo, andavamo fino al pilone centrale del ponte di Ariano. Qui, che è la zona, è il posto più profondo del Po di Goro, sono più di 10 metri di profondità, sapevamo che i tedeschi nella fuga, quando sono scappati, avevano gettato dentro un camion di munizioni.
E lì noi ci tuffavamo e andavamo a recuperare queste munizioni, i tritolo, detonatori, spolette, eccetera. E con queste dopo ritornavamo a piedi lungo l'argine e tornavamo in spiaggia. E qui facevamo delle buche e facevamo scoppiare queste bombe. Il Po per Nantri rappresenta tutto attualmente, perché adesso no, è un inquinamento da matti, è più pesci, ma in altre occasioni quel che è andato a vivere a certa gente. Allora, facciamo le processioni e veniamo a portare gli ex voto al Po. Facciamo una cosa e ringraziamo il Po. E qual è il legame secondo te tra noi e questo fiume? Il legame è vecchio, è antico, il legame del taglio di Po, specie col Po. Perché è nada bello e brutto in te stesso tempo. Cioè, nada delle alluvioni che sta brutte per noi altri. E invece per quanto riguarda la pesca, è nada delle cose belle in passato, attualmente no. Tutto qua. I giovani lo amano come lo amiamo noi o no? Ma i giovani, sì, adesso hanno cominciato un po' a frequentare anche gli isolotti che ci sono qua in giro. Cosa dà di energie positive o anche negative un posto così? Per quanto mi riguarda, le energie che io colgo da questo incontro di questo fiume con il mare è sicuramente di sentirmi partecipe della natura, insomma, che penso che per l'uomo, soprattutto in questi tempi, sia così interessante sentirsi in un ordine delle cose, appunto quelle della natura, con i cicli delle stagioni che tante volte ci si dimentica. E il regalo appunto di questi luoghi qua è quello proprio di vivere ancora nella piena dimensione del ciclo della natura e poi il fatto proprio fisico, no, di questo fiume che è pensile e quindi domina proprio la gente dall'alto e ancora adesso le persone nei loro momenti più importanti della loro vita, quando si innamorano, quando muoiono, quando vogliono scaricare le loro preoccupazioni, prendono la bicicletta o vanno in macchina a fare l'amore lungo gli argini o vanno a camminare o in bicicletta lungo appunto questi argini senza fine, no, che ti portano verso l'infinito. Quindi è una dimensione veramente non facile da trovare in altri luoghi, che ci regala proprio appunto questo territorio che è il fiume. Il rapporto tra i ferraresi e noi era sempre di lotta, era una lotta, una guerra continua. Ma chi rubava le donne a chi? Noi tutti. Ah, sì? Tutti, no, era una cosa generale, a noi piaceva andare di là, allora quando ci trovavano a Lecce salivano botte e avevamo anche a un certo punto abbiamo deciso ci troviamo sul ponte, a metà ponte con le spade e lì botte a non finire, sassate con le cose e noi avevamo abitudine di chiamarli i ferraresi papalini, no? Papalin della, li diciamo, che se mangia il baccalà, che se beve l'acqua forte, papalin figura porca. E allora loro ci rispondevano, venezian, caga in acqua. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Il Po è una vergogna fino a questo momento, perché una volta le donne andavano a rialzare i panni nel Po, andavano a lavare gli indumenti,
si prendeva la legna perché avevano bisogno di bruciare in casa, pesce ce n'era tanto a volontà, c'era gamberetti, c'era tutto quello che si poteva prendere. Adesso è diventato uno schifo il Po. Perché il Po dovrebbe essere un po' pulito. Il Po è vita. È vita, proprio vita. Il Po sarebbe vita. Andavano a prendere l'acqua, la bevevamo l'acqua, nei fossi, nei canali, nel Po, io abitavo proprio vicino al Po, io andavo a nuotare in Po, era una bellezza. Ha fatto i suoi cambiamenti in questi ultimi anni, sì, sì. Proprio di male in peggio. Beh, va. Mia sono nata alla pila, mi ricordo che prima che fosse la centrale c'era di tutto, storioni, pesce gatti, tutti i pesci che c'era da fondare, anguille, tenchebonne, dentali, burioi, piscipeschi, che adesso è barbagigi, che tutto il pesce da buona parte che ieri un po' è sparito tutto, resta solo il pesce di galleggio e basta, quindi vuol dire che i fondali proprio e le acque. Negli ultimi anni qui proprio colpisce nel portafoglio perché pesce di valore non ce n'è più, quindi resiste tutto solo una buona parte pesce di inquinamento e ce ne vuole di quintali per prendere la giornata. E fortuna c'è. Il Po per me è sempre stato la vita, io ho vissuto tutta la mia giovinezza nell'acqua del Po, nuotare, girare, andare per i boschi, lungo le rive, ci divertivamo, andavamo a trovare quei frutti di bosco che erano sepolti lì, che erano delle specie di patate e li arrostivamo al fuoco d'estate, invece d'inverno c'erano le buche che ghiacciavano, andavamo con le slitte a slittare. Era una cosa, Secondo lei i giovani c'hanno ancora questo rapporto che avevate voi? Non credo, adesso loro vanno al mare, ma non vanno al mare per il mare, vanno al mare perché c'è gente, ci sono le ragazze, che è giusto che ci siano, e trovarle, e perché vanno nei locali notturni a ballare, ma non hanno più la passione vera e propria dell'acqua, del mare. Questo è come quando da noi invece c'era quella del Po. Era una tradizione, noi ragazzi andavamo. Penso che ci sia un legame molto forte che tiene legati tutti questi paesi che sono lungo le rive del Po, perché noi notiamo che lungo le rive del Po anche il parlare è quasi tutto uguale, perché andiamo a Mantova, sentiamo il dialetto mantovano, è quasi come il nostro. Ma una volta era una lotta col Po. Per questo ponte, per questo mulino che era nel Po, i miei nonni che lo trainavano lungo la riva quando c'era la piena, quando non c'era la piena bisognava trainarlo in un altro posto dove c'era più corrente, era una vita continua e il Po era un po' la fonte di tutta questa nostra vita, di tutto il nostro paese. Sei uno dei promotori di queste zone qua. Com'è che i turisti captano queste nostre peculiarità? Allora, a volte rimangono abbastanza sconcertati anche perché non è che il territorio sia molto conosciuto del Delta del Po, almeno attualmente. Si sta sviluppando molto, sta per essere conosciuto anche grazie all'intervento del parco, con l'istituzione del parco, quindi anche i media già lo rappresentano molto meglio, lo pubblicizzano molto di più e quindi di conseguenza sta per essere conosciuto. Per quanto riguarda la vita del Po, un tempo era molto più sentita secondo il mio punto di vista, cioè anche il giovane che un tempo veniva sul fiume per nuotare, per divertirsi, per giocare, adesso pensano di più alle PlayStation a ballare, ecco sicuramente. Poi vedo che tantissimi giovani prendono un indirizzo turistico rispetto a qualche anno fa, quindi probabilmente sperano o si penserà appunto di riuscire a sviluppare quel che è l'interesse per questo territorio. Spesso andiamo in compagnia sull'Argine e lo guardiamo perché comunque è bello da vedere, eccetera, eccetera. A voi, noi abbiamo intervistato un sacco di anziani e loro danno il senso di pace e anche di forza. Sì. Anche a voi da sto senso qua. Sì, e poi infatti tante volte ci fermiamo anche lì, ci sediamo e pensiamo anche un po', parliamo tra di noi così con il Po davanti. Quindi il Po è un vostro parente, qualcosa che vi appartiene. Sì. Sì.
Sì, perché alla fine siamo nate qua e quindi lo vediamo ogni giorno e ti dà allegria, nostalgia. Se tu volessi dare in una parola il significato del Po, ti dà nostalgia, tristezza, malinconia, allegria. e più che altro mi dà il senso di forza e comunque anche un po' di pericolo, perché comunque insomma non è, c'è tanta corrente e tutto quanto, quindi comunque dà l'impressione del pericolo, però non fa paura, ecco. È una sensazione di grandissima tranquillità, di grandissima bellezza, di luoghi assolutamente tranquilli dove vedi la natura, vedi il fiume, vedi gli uccelli, e quindi rispetto a una dimensione di una grande città è un piccolo paradiso, anzi un grande paradiso. Poi il Delta del Po è enorme, quindi è una cosa meravigliosa. Noi stiamo seguendo l'ultima parte del Po e molti ci dicono che il Po è malato. Voi, come spettatori, diciamo, dell'ultimo minuto, lo captate il male del Po o no? Francamente no, io non sono un esperto e quindi per me mi sembra in perfetta salute, insomma non ho quella sensibilità di conoscere il Po come quelli che ci vivono, poter dire che sia malato. Per me sta in ottima salute. Un aggettivo o uno stato d'animo per esprimere il Po? Nostalgia, tristezza, malinconia, forza? Ma per me l'aggettivo è soprattutto forza e tranquillità. Queste sono naturalmente espressioni di chi lo vive in maniera superficiale e viene un attimo qua. Poi, ripeto, io ho studiato, ho letto tante cose, quindi il Po ha rappresentato lavoro, ha rappresentato ricchezza, anche povertà, ha rappresentato tantissime cose. Adesso per me, che lo vedo così tranquillo, mi dà un'idea di forza e tranquillità, è quello che esprimo io. Però, ripeto, il Po ha tantissime valenze e aggettivi. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa. Poi era la vita, era anche la paura però. La paura delle alluvioni, delle piene. Però era la vita perché portava legna da ardere, perché portava acqua per le risaie. E era un divertimento, uno dei pochi divertimenti che c'erano. Vedere i ragazzi che si tuffavano nel Po, magari anche d'inverno quando il Po, io ero piccolina, mi ricordo, a gelato, e passavano da una sponda all'altra con la bicicletta o con le slitte, le slissarole, le chiamavamo così. Io ero diventato un nuotatore abbastanza abile e ho avuto modo di salvare parecchie persone che stavano negando. Una principalmente quando tornavo un giorno col camion, ero andato a caricare Ravenna e ho visto questa donna che si era buttata nel Po per suicidarsi. Sono riuscito a gettarmi nell'acqua e a recuperarla. Una scelta tragica ed estrema come il suicidio vede molto spesso il Po protagonista. Secondo te che senso ha e che interpretazione può essere fatta? Molto bella sta cosa qua, perché mi viene in mente tutto il cinema del neorealismo, no? Con tutti i vari registi che hanno scelto questo paesaggio per rappresentare, che poi è l'estetica del Novecento, della crisi esistenziale, no? Dell'uomo dovuto a problematiche sociali, perché proprio l'uomo in questo paesaggio dove è tutto cielo, dove sei tu da solo con uno spazio enorme e quindi ti senti al centro del mondo, e questo fiume che ti domina e che ti dà delle energie, è come concedersi a questa forza e come vi dicevo prima, di entrare a far parte di questo ciclo della natura, di consegnarsi di nuovo alla natura. E penso che sia veramente una grande prerogativa che abbiamo noi
vivere qui ai fiumi, ai confini del mondo, insomma, vicino all'infinito, come dice il nostro caro Cibotto, insomma. Ma sicuramente il territorio in cui uno nasce, in cui uno vive, ha una grossa influenza su quella che può essere l'attività anche artistica, in quanto i ritmi di vita sono legati a questi luoghi, la serenità dei paesaggi e il fatto di sentirsi quasi ospiti della natura in questa zona favorisce molto la riflessione interiore e la sensibilità artistica di conseguenza. Un aggettivo per descrivere la nostra zona: nostalgia, malinconia. Ma un po' tutti questi aggettivi che tu hai appena menzionato fanno parte del nostro territorio, perché basti pensare a un tramonto nella Sacca, al paesaggio nebbioso che c'è d'inverno qui da noi nel Po, e nelle strade del nostro territorio danno un senso di nostalgia, di riflessione, mentre il mare nei momenti di agitazione ci dà anche quella spinta di energia, non è solo calma, è anche come una persona. Andavamo a fare il bagno, poi è pericoloso per cui andavamo nei canali a fare il bagno. Allora c'era tanta gente che lavorava nell'azienda qua di Gurino Sulla, ragazzi di Gurino Veneto, si lavorava fino a mezzogiorno, poi si mangiava il panino così magari, e poi facevi il bagno, ma no, noi qua nel Po, perché è pericoloso il Po. Ai primi chiari della mattina, intorbiata un Fiat Caligo e imbiancat brina, si desquaccia un colpo d'occhio, quasi un quadro, pitturato da un artista di fantasia fina. Un campanile a punta in accesa, col muso al po' voltà, volù da Cico Beppe ai tempi di me bisnonno che ic tende un arsre rielsa, in ricordo de giorni d'alluvion, quando por rote o frane gli avvisea la gente col suo campane. Una scioppata una coeia, la dice che è un caçadore e il porta a un uslin, che appena coto e in tola del vilan cambia il solito desnarin in pranzo da cristian. Una barca da una cavana las destaca e insieme il pescatore con pali rede e rasca, trafsando cana, ciui e rusca, e sporta in acqua lagunare e alzando gli occhi spera che sia qualcosa da pescare. Ma se la buora tira o freddo assuppia il garbinasso, el dona il fa filò, el vari sgiassa, e gli omni va a bottega per farsi una mandrasa. I giovni i gioca carte, i scherza, i ride e i parla sempre forte. I veci con l'ombretta in man i scunta i suoi ricordi e stracchi, i parla pian, de gente e de storie maestrante di suoi tempi, ormai lontani. Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo. Poi è tutto per me, è una cosa che è bellissima, ha troppi inquinamenti che ha più i pesci che era una volta. Ecco. Da passante mi porto via dicendomi così. El Po e il piange. Mloca mloca l'acqua la corre, portandosi il rio i scarti dell'uomo. I boccheggia i pisci, i fa gli ultimi sguisci e poi a pensare in aria i fa l'ultima nodà. E l'onde i porta tutto su sponde. E sora il goleni e il pioppe i salgi i gai piedi immondizia.
e poi piange e nessuno le ascolta. E sente che ormai la sua morte le rende. E riceve più vlen da tanta incoscienza che acqua buona dai monti. E poi piange e nessuno l'aiuta, manca la forza per pulire dallo solo. E l'uomo continua a buttare i suoi scarti. Ormai arriva l'ora di non far più i surdi, lasciare l'egoismo e pensare che l'acqua è per tutti la vita. Al nostro gigante che tanto patisce, demo che ancora la voglia di combattere. E poi piange, ma è un'ultima speranza, che l'uomo per tempo ragionerà. Il mare, tu dici non lo